Buongiorno a tutti, eccoci qui per il nostro bisettimanale di aggiornamenti e novità sul sito YouTube, sulla mia pagina. Allora, cosa vi posso dire? Oggi parto diversamente, parto con i ringraziamenti. Ringrazio tutti perché siete sempre tanti, mi seguite, io cerco di rispondere sempre a tutti, ovunque, in qualsiasi modo voi mi contattiate, che sia Instagram, Messenger, WhatsApp, su YouTube, su Facebook, ovunque mi contattate io cerco di rispondere a tutti. Mi scuso se qualcuno non riceve risposta, purtroppo non ricevo più le notifiche, quindi io ogni giorno guardo tutti i nuovi messaggi. Però, ripeto, credo di rispondere almeno a tutti, o se non c'è da rispondere metto un mi piace eventualmente, o banno la persona che mi attacca e mi rompe le scatole. Vabbè, detto questo, a parte gli scherzi, cosa vi posso dire? Beh, sono state 2 settimane ricche, veramente ricche di appuntamenti. In questi giorni sto pubblicando i video che abbiamo fatto io e Dante sabato, mentre l'altra settimana ho pubblicato quelli fatti lunedì con Enrico. Con Enrico siamo stati alla Fabbricata all'Arizzato di Padova e alla Super Mangimi Petrini, dove non siamo riusciti a salire a 40 metri d'altezza purtroppo. Mentre con Dante siamo stati a Forte di Mezzo, l'ospedale Villa Rosa, meraviglioso, bellissimo, l'hotel Pineta Lago a Torbole e una discoteca che pubblicherò il video i prossimi giorni, ma inaugurata a causa Covid. Questa è una mia teoria, però probabilmente il Covid ha stravolto i piani di chi voleva aprire questa discoteca e non ha avuto più i soldi per farlo. Ripeto, questa è la mia teoria. Bene, cosa vi posso dire? Come novità vi posso dire che domani, se non ci sarà uno stravolgimento particolare, qualche impegno all'ultimo momento, domani andrò a Bologna. A Bologna ho molti posti da visitare, perché l'altra volta che sono andato con mio figlio e poi ci siamo trovati anche con Fabio, siamo andati a visitare la Ettore Bugatti più altri posti, non sono riuscito a fare tutti i posti che avevo, ne avevo ben 22, quindi è difficile fare 22 posti in un giorno, ne avevo fatti comunque 13. Questa volta me ne restano all'incirca, mi pare di averne 12 a Bologna e 3 a Modena. Dubito, ripeto, anche stavolta di riuscire a fare 15 luoghi. Tutto dipende se si entra e quanto dura il video all'interno, perché è ovvio che se entro su una fabbrica di 40 ettari ci metto 1 ora, 2 ore. Se invece entro in una villa, una villetta, una villa, ci sono dai 10 ai 30 minuti massimo, quindi ovviamente tutto dipende da quello. Se invece arrivo e non si entra, il posto è aria aperto, è chiuso, è blindato, è abitato, in quel caso sono giusto l'attimo di fare uno short per dire che sono stato lì e non ce l'ho fatta. Molto bene comunque. Poi in agosto, vi posso già preannunciare, ci sarà un'altra settimana di ferie e l'avremo sia io che Dante nello stesso periodo, quindi andremo in altri posti. Abbiamo molti progetti per il futuro, seguiteci e già domani mattina potrete vedere i primi short da Bologna. Bene, io ripeto, ringrazio tutti, vi saluto e vi auguro una buona giornata.